Come potevo non darvi il buon Santo Stefano con questa splendida versione con piano del Va Pensiero davanti a migliaia di persone che si stanno svegliando in questi secondi e non capiscono cosa sta succedendo a Radio Libertà. Siamo in diretta a Santo Stefano, è mai possibile questa cosa? Sì! Davide Piero Roncini, complimenti, questa versione pianistica del Va Pensiero mi piace troppo e io t'ho detto inserirei subito questa come sigla della rassegna stampa. Buongiorno, buon Santo Stefano da Sammy Varin, ma dove sono? Dove sono? Scusate, mi trovo dietro una fila di scatoloni con panettoni, pandori. Aspetta un attimo che mi alzo in piedi, un attimo, aspetta, cerco di prendere. Ecco, aspetta. Spostiamo perché ragazzi siete stati gentilissimi, ci avete regalato di tutto per darci da mangiare, per darci da bere, perché avete capito insomma che altrimenti si tira le cuoia, ragazzi, le pezze al culo per un po' di tempo. Grazie per questi scatoloni ormai vuoti. In redazione ci siamo fatti fuori qualunque cosa. È rimasto del whisky, ho visto, proprio per i momenti più terribili, però diciamo che è stato un bel Natale, anche se ora è Santo Stefano e siamo qua in diretta io e Natalia, che ringrazio per la gentilezza, perché svegliarsi presto a Santo Stefano è una rottura di scatole, però ve l'avevamo promesso e non potevamo non esserci, anche perché poi la giornata è lunga, dopo di me arriverà anche Antonino Danna per tenervi compagnia, ma soprattutto per approfondire le notizie del giorno che non ci sono. Perché? Perché oggi è Santo Stefano e i giornali non escono, capite? Il dramma anche del Sammy Varin che si ritrova a Santo Stefano senza i giornali quotidiani aggiornati. E che facciamo allora? Si fuliamo? No, prima di tutto il buongiorno il Sammy Varin ve lo dà, ricordando che questa è Radio Libertà e ci potete ascoltare in tutti i modi possibili e immaginabili. Siamo su tutte le piattaforme che esistano e anche quelle che a volte non esistono o che esistono per poco. Questo perché? Perché hanno ormai la tradizione, queste piattaforme, di bloccarci a un certo punto, perché diciamo cose, facciamo vedere cose, raccontiamo notizie che danno fastidio alle community. Per cui inizialmente eravamo soltanto su Facebook, su YouTube, poi abbiamo imparato appunto ad aprire altre piattaforme, a collegarci ad esempio con l'applicazione di Radio Libertà che scaricate gratuitamente sul vostro cellulare, sul vostro tablet. C'è un sito internet che si chiama radiolibertà.net dove si può ascoltare e vedere la nostra trasmissione, ma naturalmente potete anche scaricare tutte le trasmissioni principali nel podcast. C'è il canale DAB e questa è la cosa più interessante perché nel DAB siamo in nazionale. Cosa significa? Non c'entra niente il calcio, ma c'entra il fatto che schiacciando DAB sulla vostra radiolina o sul cruscotto della vostra autoradio passate in questa banda sempre onde elettromagnetiche sono, non sono internet, non c'entra niente il telefonino eccetera, semplicemente una banda come fosse l'FM, la M, che vi permette di ascoltare con un audio migliore le vostre radio preferite e molte altre radio in più. Ed in effetti c'è quella che trasmette jazz, quella che fa country, quella che fa musica classica, e c'è quella di Napoli che uno dice ma che cacchio c'entra la radio di Napoli qui a Milano? E c'è pure quella. Bene, c'è Radio Libertà in tutta Italia, quindi interessante per chi in queste ore parte per raggiungere parenti o amici a Santo Stefano, fare la prova, schiacciate DAB sul cruscotto della vostra autoradio, cercate, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà e scoprite che il nostro segnale copre tutta l'Italia. Grazie a chi mi rincuora, forza Sammy, guarda il che il GIF, faccelo vedere, che cavolo, un sole delle Alpi alle 7:39 di Santo Stefano, io non l'avevo mai visto, devo dire che
Ci sta, ma chiaro, in queste ore ci siamo sollazzati con gli auguri di Natale più strani e strampalati e è stata anche una roba particolare, perché adesso con le nuove tecnologie, con l'intelligenza artificiale, ne arrivano anche belli belli. Voi avete ricevuto i nostri auguri molto semplici, il Sammy Varin ha trasmesso quelli che sono stati gli ultimi ospiti nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41. A proposito, chi si trovasse in giro per qualunque motivo e oggi è su Milano, non potete non passarci a trovare. Via Bellerio 41, Milano, metropolitana Afori. Siamo qui tutta la mattina per voi e quindi come minimo ci si ritrova e magari vi offro anche un caffè padano. Ci tuffiamo, dai, nelle agenzie di questo momento per dirvi che non ci sono stati incidenti pazzeschi, non ci sono state, mi viene quasi da piangere, perché lo sai Sammy Varin, se tu li evochi poi questi si risvegliano. Maranza che abbiano rubato o violentato o picchiato qualcuno nella notte di Natale? Pare di no, ragazzi, e forse chissà che questa tregua stia funzionando. No, però sta scoppiando un'altra guerra. Questa è la notizia. Ma dai, Sammy Varin, dai, a Santo Stefano, la battaglia di Santo Stefano, ma per un buon motivo, fratelli cristiani. Era una delle guerre di cui non si parlava più, perché c'erano dei mezzi cristiani. Già, su tutti i siti internet la notizia del momento arriva dalla Nigeria. Trump lancia un attacco ai terroristi dell'ISIS. Hanno ucciso cristiani innocenti. E questa è una notizia che non dico ci piace, perché direi un'eresia, quando ci sono di mezzi morti non ci piace mai, però quante volte, quanti mesi, quanti anni sono che diciamo basta con queste uccisioni di cristiani in alcune zone del mondo, non ne parla nessun giornale, tutti nicchiano, fanno finta. Bene, signori, il presidente statunitense Trump ha annunciato sui social che c'è stato questo attacco mirato su postazioni terroristiche dell'ISIS. Pare che addirittura l'abbia richiesto la stessa Nigeria, questo attacco. Così si apre in questo momento la pagina del Corriere della Sera, ma la Repubblica è simile. Trump, attaccati ed eliminati terroristi dell'ISIS in Nigeria. Hanno ucciso cristiani innocenti. E ragazzi, non posso che essere contento che finalmente qualcuno ci abbia ascoltato, nel senso che non si poteva non fare niente quando c'è la stessa Nigeria che invoca aiuto, perché se lo diciamo noi non va bene, se c'è il Papa che lo dice, ma chi caga il Papa? La stessa Nigeria che dice basta con questo terrorismo che sta uccidendo una minoranza, mica poi tanto minoranza in Nigeria come quella cristiana, che ne pensate? E qui il Sammy Varin subito lancia l'ancora. No, non è un'ancora, è un amo. Perché? Perché visto che siamo in diretta, sono le 7:43 e Santo Stefano, lo specifico bene perché so che qualcuno di voi dice quel Sammy Varin è quello dell'altro giorno. No, siamo in perfetta diretta. Potete chiamarmi allo 0292947222. Vedete qua i cartoni, faccio sentire il rumore. Cartoni vuoti di panettoni, signori, tutto vuoto. Adesso non è una richiesta che voglio altri ma ti sembro il tipo. No, ce n'è ancora uno lì, c'è il Bauli ancora lì intatto, o almeno non vorrei che sia solo lo scatolone, non ho guardato cosa c'è dentro, però per dirvi che è Natale, è passato Natale, siamo a Santo Stefano e quindi siamo in diretta, capito? Uno direbbe è una replica, non provo neanche a chiamare. No, potete chiamare 0292947222, a differenza delle altre rassegne stampa, che già sono poco rassegne stampa, perché lo sapete con Sammy Varin la pappa è diversa. In questa potete entrare in onda senza problemi già da adesso, quindi per auguri, per sberleffi, ingiurie o per commentare qualunque notizia
notizia vi interessi di questo periodo, potete già chiamare lo 02 9294 7222 e naturalmente inviare messaggi WhatsApp al 340 6709 659, proprio come stanno facendo alcuni amici. Buongiorno e buon Santo Stefano. Forse la bella notizia del giorno è dai, 116 clandestini in meno e quindi 116 delinquenti a rapinarci e ammazzarci in meno. No, Marcello di Ostia, non sono d'accordo, te l'ho detto, quando sono di mezzo i morti non bisogna assolutamente scherzare. Il problema è che questi devono capire che questi viaggi non si devono fare. Purtroppo pare che il fatto di poter morire non gli faccia alcun problema, e questa è la cosa più grave. Tu dici sono così disperati, si dice così, no? Il termine, quando arrivano i clandestini, l'arrivo di molti disperati. Io non ci credo che sono così disperati, semplicemente forse qualcuno non gli racconta del pericolo, e non gli racconta soprattutto il dopo, il poi, quando si fermano i vari film, tipo Io Capitano, eccetera, arrivano fino al trasbordo, quando scendono dalla nave carica di clandestini, si ferma lì il film inchiesta e non racconta poi della pena che devono vivere ogni giorno questi poveracci, perché sono alla fine dei poveracci, e che non hanno alcun titolo né permesso di soggiorno, quindi non possono trovare alcun lavoro se non in manovalanza nera o in mano a droga, camorra e Boeing, BDB Boeing, e chiaramente hanno le loro esigenze, mangiare, bere e naturalmente anche pura esigenza sessuale, perché arrivano da zone in cui si può fare molto, molto in molti modi diversi. Da noi alcune cose non si possono fare e stentano a capirlo. Ecco, per loro la Costituzione italiana è un qualcosa di poco interesse, è meglio la Sharia, e posso capirli, però meglio la Sharia a casa loro. 340 6709 659 per chi ha qualcosa da dire anche su questo argomento. Intanto, ritornando a bomba sulle notizie delle ultime ore, il sito del Corriere cerca di ricostruire che cos'è successo negli ultimi giorni. Così gli Stati Uniti hanno lanciato una feroce guerra fredda all'Europa sul digitale. I visti negati, le minacce, le pulsioni imperiali, un nuovo livello, scrive Massimo Gaggi sul sito del Corriere, che si chiede cosa c'è dietro alla raffica di misure e minacce durissime dell'amministrazione Trump contro l'Europa, dal braccio di ferro tra Monti e Microsoft alle ultime leggi UE contestate, la storia delle tensioni sulla regolamentazione della tecnologia e l'ideologia assolutista dietro alle accuse sulla censura. Il freddo e il maltempo, ma non solo, 2 ore in coda al freddo per un sacchetto di cibo da pane quotidiano. A Milano il Natale di chi non arriva a fine mese. Anche ieri, 25 dicembre, la coda fuori dalle 2 sedi della Onlus che offre generi alimentari non si è diradata, distribuiti regali ai bambini, in un giorno aiuti a 5.000 persone. Abbiamo capito che è ormai una questione che non riguarda soltanto i poveri immigrati disperati, ma riguarda anche molti di noi che se non sono disperati hanno comunque grossi problemi ad arrivare alla fine del mese. Lo sappiamo, gran parte dei soldi degli italiani sta andando in armi per l'Ucraina, e su questo argomento la Lega è stata chiara e chiarissima, addirittura quasi arrivando a minacciare il governo. Staremo a vedere, perché tra pochi giorni si vota quel famoso decreto che deve dare ancora armi, ma non solo, all'Ucraina. Siamo sempre
sul sito del Corriere, tra le notizie della cronaca purtroppo triste delle ultime ore, è successo a Piancavallo, siamo in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 32 anni è stato strappato dalla seggiovia a causa del vento, è precipitato per 10 metri ed è gravissimo. Aveva appena finito il turno di lavoro in una baita ristorante della località turistica friulana Piancavallo e stava tornando verso valle. Poi ancora Zelensky, dice il Corriere, il sogno della morte di Putin. Sapete che scambiandosi gli auguri si sono augurati la morte di Putin, e infatti qualcuno ha detto che schile minga normal, non sappiamo se sia stato drogato, bevuto, eccetera, e posso anche capirlo, qualcuno magari in Ucraina che si auguri queste cose. Ultimamente i pensieri, anche i più reconditi e nascosti, vengono tranquillamente dichiarati. Forse un tempo questa cosa non si usava. Zelensky, il sogno della morte di Putin, titola il Corriere, l'armata che avanza e il negoziato in stallo, il Natale d'inferno in Ucraina. Kiev e gli Stati Uniti hanno lavorato a una nuova proposta di piano di pace, 20 punti, ma Trump parla di odio e si dimostra poco ottimista, mentre dal Cremlino arrivano accuse all'Europa e segnali negativi. Sì, accusano noi europei di voler bloccare il negoziato, e sul campo Mosca continua a fare passi in avanti. E così ancora il Corriere. L'influenza durante le feste come state? Ma io benino, grazie, me la sono già fatta l'influenza, niente di grave, però ragazzi, non allarmiamoci, perché lo sapete, ci sono i virologi che ci provano sempre a menare. Qualcuno ci ha provato anche con la storia dei baci e abbracci, anche questa volta a Natale. Natalia, ti sei baciata, sei abbracciata? Normale, penso che lo abbiamo fatto tutti quanti e siamo ancora qui. Stiamo benissimo, non abbiamo alcun problema. Quali sono i sintomi dell'influenza? In generale dura 5 giorni. 5 giorni di influenza. Cosa fare se non passa? Chiede il Corriere. No all'uso di antibiotici fai da te, quindi tutti al pronto soccorso, così li facciamo contenti quei medici che si stanno annoiando sicuramente in questi giorni. La nuova variante K, oggi prevalente e più pericolosa, quando è davvero necessario andare in pronto soccorso. Hai visto? Prima o poi ci si arriva. Scherzi a parte, questo è il sito del Corriere, che comunque non riuscirete mai a leggerlo, perché ormai c'è questa usanza che tu clicchi sopra la notizia e picciu, la notizia non c'è, c'è la pubblicità se non ti abboni. Allora andiamo sull'ANSA, sicuramente più seria, dove però anche qua c'è poco da leggere. Trump colpisce l'ISIS in Nigeria, attacco potente e letale, scrive l'agenzia ANSA. L'operazione nell'area nord-occidentale è confermata dal Pentagono e dal Ministero degli Esteri del paese africano. Poi quest'altra notizia che viene sibilata soltanto sui siti principali come Corriere Repubblica e che invece trova spazio sull'agenzia ANSA: Mosca sarebbe pronta a siglare un patto di non aggressione con la NATO. Dan, da, da, da. E qui naturalmente vi voglio, iniziate a meditare cosa vorrebbe dire un patto di non aggressione con la NATO, cioè che loro non aggrediscono i paesi NATO, cioè cucù anche noi, ma la NATO non aggredisce Mosca, capito? Cosa significherebbe questa cosa? 340 6709 659 per darci una vostra risposta. E io, che non so né leggere né scrivere, vado sul sito del giornale, ma guarda un po' che mi piace questa cosa, perché è uno dei pochi dove tu clicchi sulla notizia e la notizia appare. Quindi sì, c'è la pubblicità e tutte queste cose, però non richiede un abbonamento specifico. Anche qui in apertura Trump lancia un potente attacco contro l'ISIS in Nigeria, e la frase: ha ucciso troppi cristiani l'ISIS in Nigeria. Il presidente USA su Truth annuncia l'operazione
Sotto la mia guida il nostro paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Va un po' come siamo contenti. Mentre Putin fa gli auguri a Trump, e sono mandati un telegramma addirittura, ma il negoziato ucraino resta lì e non succede niente. E Zelensky che dice sogniamo che muoia. Quindi un Natale particolare dove ognuno ha effettivamente i suoi sogni, le sue speranze. Il buon proposito di Zelensky per il prossimo anno è che muoia Putin. Il Natale non ferma la guerra in Ucraina né l'escalation militare e diplomatica che la circonda. Ursula von der Leyen affida ai social un messaggio di speranza, auspicando per il 2026 una pace giusta e duratura, è quella che si dice così, no? Da Mosca però arrivano duri attacchi verbali contro Zelensky e segnali di cautela sui contatti con gli Stati Uniti. Sullo sfondo i bombardamenti continuano e i cieli del nord Europa restano tesi, con voli di bombardieri russi scortati da caccia NATO, a conferma di un conflitto ancora lontano dalla soluzione. In serata la portavoce del Ministero degli Esteri russo annuncia: la Russia è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con i paesi NATO. L'annuncio è della nostra amica, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, la simpatica Zakharova, stando a quanto riporta la TASS. La Russia è pronta a formalizzare tali impegni sotto forma di un documento scritto e giuridicamente vincolante. La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti, ha affermato la Zakharova. Intanto un colloquio telefonico tra Zelensky e gli inviati americani Witwer e Kushner, che i due lì, che uno dice ma che cazzo stanno a fare da mesi questi, ma che non concludono mai niente. Dopo che il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del nuovo piano messo a punto con gli USA, abbiamo discusso, ha spiegato il leader ucraino sui social, di alcuni importanti dettagli su lavori in corso. Ci sono delle buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura. Intanto ancora attacchi russi nella parte centrale di Kherson, sono state ferite 2 persone. Queste le ultimissime notizie che riguardano la guerra, sono in questo momento sul sito del Giornale, che oggi lo amiamo in modo particolare, visto che, lo ricordo, non ci sono giornali fisici, non potrete sentire il rumore della carta. Ieri Natale, oggi Santo Stefano, non escono giornali e quindi ci affidiamo ai siti internet, e il Giornale, vi dicevo, uno dei pochi che le notizie almeno te le fa leggere, non soltanto il titolo ma addirittura anche l'approfondimento, l'articolo. Lo amiamo. Qui dobbiamo fare gli auguri anche al compagno Rizzo, perché il Giornale gli dedica un articolo. Anche il compagno Rizzo si converte al presepe. Oddio, lo ricordiamo al Giornale, il compagno Rizzo ultimamente si è convertito a qualunque cosa che non fosse di sinistra, e quindi noi aspettiamo che scenda quelle scale da un momento all'altro. In camicia e vestaglia sui social davanti alle statue della Sacra Famiglia, dei Magi, del Bue, dell'Asinello, Rizzo parla di pace in Ucraina e del Mercosur. Signori, uno dei nostri argomenti preferiti, se passa è un disastro. Capite che Rizzo è uno di noi. Peccato che nelle elezioni si candidi contro di noi, prendendo quel misero 2-3%, che sinceramente io dopo un po' direi che cazzo, ma io mi alleo con la Lega o con il centrodestra. Anche Marco Rizzo, fondatore di Rifondazione Comunista dei Comunisti Italiani, si converte al presepe, scrive oggi il sito del Giornale, in un video su Instagram in cui compare in camicia e vestaglia davanti alle tradizionali statue della Sacra Famiglia, dei Magi, dei Pastori, del Bue, dell'Asinello. Non perde l'occasione per parlare di guerra in Ucraina. E allora i miei personali auguri di buon Natale col presepe, con la volontà di pace. Speriamo che Putin e Trump riescano a fare l'accordo in modo che non ci sia più la guerra in Ucraina. Ecco la descrizione su Instagram del profilo del compagno Rizzo, ora coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare. Sogno un'Italia libera, sovrana e popolare. Nel suo video pubblicato il giorno della vigilia prosegue parlando del Mercosur, l'intesa che punta a ridurre progressivamente i dazi e
tra Unione Europea e il blocco commerciale sudamericano. Ricordatevi il Mercosur che sta per essere votato a metà gennaio. La Meloni ha rinviato, ma se poi lo vota è un disastro, perché invece della nostra bella agricoltura avremmo del cibo di merda. E lui non fa giri di parole anche su altri argomenti, arriva alla ciccia, da che arriva da altri paesi senza alcun controllo. Buon Natale. E il Mercosur, vi devo dire, è uno degli argomenti che più interessa a noi del centrodestra, a noi della Lega, a voi ascoltatori, perché è da 20 anni che lì chi aspetta, ormai gliel'abbiamo promesso, e molti nostri commercianti industriali sarebbero contentissimi, perché in alcuni ambiti come il settore della moda, delle produzioni amanuensi italiane, ci sarebbe da guadagnare. Il problema è che sì, noi gli vendiamo le cose che io non sapevo neanche che avessero i soldi per comprarla nel Sud America, e il Sud America le vende a noi, e quello che venderà a noi sarà un fracco di cibo a bassissimo prezzo, dal miele al pollo ad altre situazioni che non costeranno un casso e che saranno pieni di anticrittogamici, insetticidi, quelle cosine che a noi ci hanno fatto un mazzo talo in questi decenni in Europa e che non utilizziamo più. Lì si possono ancora utilizzare. Chiaro che avendo fatto un casino della miseria, adesso l'Europa dice che no, che assolutamente ci saranno tantissimi controlli, eccetera. Ci crediamo? Punto di domanda. Gli agricoltori italiani sono incazzati neri. E voi cosa ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659, perché tra pochissimo io leggerò i vostri messaggi, ma se c'è anche qualcuno sveglio allerta in questo Santo Stefano, siamo in diretta, potete tranquillamente chiamare 02 92 94 7222. Adesso, come ogni mezz'ora, c'è la pausa musicale, un pezzo elegantissimo di Viviana Bellerei, scritto con la Y, Stay With Me This Christmas. The snow is falling soft and white. The world is wrapped in quiet light. The tree is trimmed, the candles gleam, but you're the heart of every dream. The fire hums a gentle tune. Reflections glow beneath the moon, but joy feels near, not far above, when you are here to share this love. Stay with me this Christmas. Don't let the season slip away. Hold me close while midnight sighs, and let the silence softly stay. No ribbon ties a gift so true as being here with only you. Just stay with me this Christmas. The windows frost, the bells are low. The carols play so sweet and slow. But every song means more to me when sung in hush and harmony. I don't need snow on distant hills. I don't need time to stand so still.
I only need your voice tonight to turn this hush to golden light. Stay with me this Christmas. Forget the world, forget the year. This firelight can hold us close and melt the weight of winter tears. Don't chase the stars, don't leave too soon. Just stay beneath this silver moon. Please stay with me this Christmas. The season shines, but only when. You're near to light it up again. So don't go far. Not tonight. Stay with me this Christmas. No snow globe scene could feel this true. You are the peace I've wished to find, wrapped in this moment made for two. Let others sing of mistletoe. Oh, I found my joy and won't let go. Just stay with me this Christmas. Ehi là, ragazzi, che atmosfera che vi abbiamo regalato in questo Santo Stefano. Viviana Belrey, armonie soffuse, pianoforte, testi romantici, stile ispirato al jazz anni 40 e alle atmosfere del vecchio cinema di Hollywood in questa Stay With Me This Christmas. Resta con me questo Natale. In effetti, come vedete, sono qua tra scatoloni, sentite rumore, scatoloni vuoti di panettoni. Oh, qui c'era dentro anche il grana padano, i fusilli. Grazie a tutti voi dei regaloni che ci avete fatto avere, chi ce l'ha portato personalmente, alcune sezioni della Lega, la Lega Martesana, chi è venuto proprio qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41. E potete venirci ancora, non abbiamo mica chiuso baracca, siamo in diretta per tutta la mattina a Santo Stefano, che giustamente ce l'ha fatto arrivare con corriere anche da molto molto lontano. Abbiamo, pensate, un'ascoltatrice giapponese che salutiamo, Sumiko, ti amiamo Sumiko, e che spesso ci fa avere squisitezze incredibili. E tu dici, persino dal Giappone, è amore, chiamasi amore, signori. 8 minuti dopo le 8 del mattino, certo, sono Sammy Varin e sono in diretta con voi anche a Santo Stefano. Per tutti voi che state preparando cose buone per Santo Stefano, cosa sta preparando questa? È Graziella da Gallarate. Io sto preparando i tortelli con ricotta e spinaci per la mia adorata famiglia e la radio è già accesa. Grazie Graziella, ma soprattutto buoni tortelli con ricotta, li amiamo pure quelli. Immagino comunque che il menù natalizio sia già stato abbastanza importante, La nostra tavolata di parenti e amici
e avevamo una quindicina di persone, una cosa da niente, ma ragazzi solo gli antipasti erano infiniti e poi le chiacchiere. Naturalmente a un certo punto Sammy Varin si è alzato, ha fatto il suo comizietto, non possono scappare, il comizietto del Sammy Varin il giorno di Natale è ormai una tradizione, c'è chi mi applaude, c'è chi urla bu bu eccetera, però io non me ne vado finché questi non hanno sentito il mio comizio, poi magari me ne fossi andato e poi c'era, cosa c'è alla fine del pranzo di Natale? La tombola, Natalia, ti sei sottratta alla tombola, sei riuscita a non fare la tombola. No, perché poi le scuse sono varie, giustamente se sei a casa tua, vado su un attimo a fumare, mi sdraio un attimo e si sparisce completamente. Io non ero a casa mia, per cui ho dovuto restare lì, mi sono tombolato, sono completamente pieno di tante schifezzine che tanto riutilizzeremo l'anno prossimo, rincartiamo e le rusiamo, e la tombola è simpatica perché c'è il momento dell'apertura, quindi quello scartare, quella sorpresa che poi ti accorgi è la solita boiata che non serve a nulla. No, molte caramelle, questa volta è andata meglio del solito. WhatsApp, mi state scrivendo, grazie al 340 6709 659. Anche perché, ve l'ho detto, dovete approfittare, siamo in diretta a Santo Stefano, sono le 8:10, è un'occasione unica anche per voi appunto che state cercando di capire cosa succede nella vostra vita dopo lo stress natalizio, le mangiate, le bevute. Santo Stefano normalmente la cosa si ripete o si mangiano gli avanzi. Quanti avanzi avete nel frigo? Sempre che ve ne abbiano dati di avanzi, perché a volte se li tiene quello che giustamente vi ha ospitato a casa. Buongiorno, mi chiedo cosa aspettano i cristiani in Italia a fare manifestazioni a favore dei cristiani che uccidono in Nigeria. È vero, come fanno i Propal a favore dei terroristi di Hamas che sono vergognosi. Buona giornata Maria Teresa. Maria Teresa, sacra Maria Teresa, e effettivamente qui manco una. Ma anche avete notato come va bene che il centrodestra adesso è al governo, però neanche una manifestazione, tu dici cosa fai? Manifesti contro te stesso? No, non è che manifesto contro il governo, però su queste cose siamo troppo impegnati a fare quelli che stanno al governo? Punto di domanda. Comunque Rizzo ha iniziato a usare il cervello. Caro Marco, è vero, ti ho detto che penso che Rizzo sia tra i più apprezzati politici del momento, così apprezzato che però non lo vota nessuno. E questa è la contraddizione, cioè se lo vai a cercare su Facebook, su Instagram, Rizzo ha migliaia di visualizzazioni, applausi, bravi, eccetera. Poi perché alle elezioni il suo partitucolo non arriva al 5%? Anche qui domandona. 340 6709 659. Buongiorno Sammy, hai notato che il 23 dicembre nel silenzio generale la Corte Costituzionale ha deciso che la dittatura sanitaria con privazioni delle più normali libertà naturali è lecita? Se sono loro a decidere. Viva Putin, Ursula vai a cagare, proprio in dialetto bresciano. Certo Marco, abbiamo capito. No, non l'ho notato, è chiaro, aspetto a notarlo che escano i giornali, ma dovremo aspettare fino a domani. Zelensky anche a Natale, Zelensky forte del sostegno di alcuni stati europei, tra cui purtroppo anche la piacciona Meloni e governo. Dai, ma l'avete visto? L'annuncio, il saluto, l'augurio di buon Natale su Instagram della Meloni, dolcissima, poi ve la faccio vedere. La piacciona Meloni e governo rigetta ogni base per una pace. Zelensky maledicendo Putin, ma più che maledicendo gli augura proprio la morte, incurante di salvare il suo popolo con minimo danno dopo 3 anni di guerra, anni che potevano subito essere evitati con gli accordi di Ankara. Europa incurante dei popoli, come sempre, vuole la guerra sotto la guida della minoranza francese e della solita guerrafondaia Germania che in 100 anni ci ha trascinato in 2 guerre mondiali e ancora pontifica. Più passa il tempo, più do ragione al ragionamento internazionale della Russia.
che ha capito anche Trump, che le ha cantate chiare a Zelensky. Zelensky deve finire come i generali russi che ha fatto saltare a Mosca. Wow, così si parlerà di trattativa di pace. Poi penseremo ai nostri in Europa fautori di truffe e guerre. Sveglia popolo italiano, è già tardi. Maurizio, se dai degli altri dei guerrafondai, devo dire che se fossi tu il presidente del Consiglio, altro che guerrafondaio, ma va bene, lo amiamo, anche perché ascolta Radio Libertà e lo sapete, questa è forse l'ultima radio che ancora vi dà la possibilità di entrare in diretta e di dire quello che volete. Grande Trump che ha preso a calci in culo gli assassini di Boko Haram, ci scrive Roberto dalla Brianza, perché Rizzo non ha soldi. Ecco, questo potrebbe essere un motivo, Perché Rizzo non prende soldi, non prende voti? Perché non ha soldi? Perché non prende anche soldi, E quindi è forse l'unico sincero, buono e naturale. Potrebbe essere per questo? I cristiani non manifestano perché non sono più cristiani, ma democristiani. Zuppi docet, ci scrive un altro ascoltatore. Vi vedo molto bene informati, tranquilli, torniamo anche a Zuppi tra poco, assolutamente. Intanto no, effettivamente io volevo invece parlarvi del Presidente della Repubblica. Tu dici non hai proprio un cacchio da fare, Sammy Varin? Sì, lo ammetto, non ho niente da fare. Oggi è una giornata di interlocuzione con voi ascoltatori, il giorno di Santo Stefano in diretta, effettivamente sono poche le radio che osano fare una cosa del genere. Noi osiamo perché prima di tutto vi amiamo, certo, ma poi anche perché ci sono alcune argomentazioni che abbiamo sentito negli scorsi giorni di rassegna stampa. Lo sapete, io sono in diretta ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7:30 con la rassegna stampa ufficiale di Radio Libertà, che è la più ascoltata, la più bella, la più osannata. Siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e salutiamo i leghisti celoduristi del giorno di Santo Stefano che giustamente tra una mangiata e l'altra, tra un parente e l'altro che ti rompe le balle, uno va su Facebook e si sente, vediamo che cosa dicono quelli della Lega, del centrodestra, ma soprattutto di Radio Libertà, che non è la radio della Lega, ma che diciamo dà spazio a tutto quello che bolle nel centrodestra e non soltanto nel centrodestra. Dove vado? Vado sul quotidiano La Verità, che, e ve lo dicevo anche l'altro giorno nella rassegna stampa, è una miniera di situazioni che a volte non riusciamo a leggerle tutte. Perché? Perché il tempo è poco, la rassegna stampa dovrebbe durare dei giorni e mi piacerebbe un giorno provare a farla, un giorno soltanto, la rassegna stampa infinita, perché ci sono così tanti articoli che meritano attenzione. È il motivo per cui il nostro condirettore Giulio Cainarca si è spostato intorno alle 10, 10:30 con un'altra trasmissione. Non conduce più ormai da più di un anno la rassegna stampa, proprio per approfondire, come sa fare lui, alcuni argomenti che facendo la rassegna stampa non aveva il tempo di approfondire. Noi che ci siamo umilmente ritrovati con questa patata bollente che è la rassegna stampa, e certo ogni tanto ci piace l'idea di approfondire alcune argomentazioni che so, perché vi conosco bene, vi stanno molto a cuore. E allora sul quotidiano La Verità dell'altro giorno, mercoledì 24 dicembre, c'era un bell'articolo coraggioso che nessun altro quotidiano ha fatto, perché quando si parla di un certo personaggio bisogna essere soltanto ossequiosi. Stiamo parlando del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Un approfondimento perché? Perché qualcuno, insomma, ha inarcato un po' le sopracciglia nelle ultime settimane per alcune decisioni del Presidente Mattarella e ci siamo anche chiesti chi possa mai essere che gli suggerisca di fare queste cose. Siccome ci siamo già passati qualche tempo fa con consiglieri di Mattarella che facevano i loro comizietti modello Sammy Varin alla tavola dicendo
dicendo cose strane contro questo governo di centrodestra, giustamente alla Verità qualche dubbio è venuto. La cosa strana è che il dubbio sia venuto solo a quelli del quotidiano La Verità e a nessun altro quotidiano. E allora Maurizio Caverzan, con la segnalazione in prima pagina della Verità del 24 dicembre, diceva: da Musk ai Propal, 2 anni di contrappunto, Mattarella capo dell'opposizione. E Caverzan elenca tutte le ultime, ma solo alcune, esondazioni del presidente. A proposito di esondazioni, perdonatemi, cambio per un attimo argomento e abbraccio le popolazioni che si ritrovano ancora in mezzo al fango. Per fortuna pare che stia passando nelle solite malefiche zone dell'Emilia Romagna, allerta in Emilia Romagna, disposte evacuazioni, aprono i centri per gli sfollati, pare che stia passando. Chiaramente c'è tanta tristezza, non è successo niente di pazzesco, però ritrovarsi di nuovo l'acqua in casa, dover chiudere tutto e andarsene proprio il giorno di Natale, sinceramente, è di una tristezza incredibile. La cosa più triste è che in queste zone non si riesca a fare niente. Tu dici, beh, chiaro, c'è il centro-sinistra, c'è il PD che comanda, non pensiamo sempre così male, ma ti viene comunque il dubbio, ma è solo un dubbio. La rotta ostinata e contraria di Sergio Mattarella nei confronti dell'attività di governo è sotto i nostri occhi. Una volta diradata però la nebbia della narrazione ossequiosa e compiacente. Cos'è che ha fatto scattare questo allarme ultimamente? Cosa ha fatto Mattarella che ci ha fatto ulteriormente strabuzzare gli occhi e dire: oh cacchio, ma allora c'è davvero qualcosa? La concessione della grazia ad Abdelkarim Allah Ahmad, il famoso scafista, lo scafista condannato a 30 anni per concorso in omicidio plurimo. E ha fatto una pena incredibile questo scafista, ragazzi. Io sono rimasto a bocca aperta, chiaramente, dal punto di vista umano, dispiace tantissimo, però ci chiediamo, cioè questo è arrivato con 49 morti nella stiva del suo barcone e praticamente ora ha già la semilibertà e tutte quelle cosettine belle che dopo aver beccato tutti quegli anni di carcere non dovrebbe avere, ma non soltanto chiaramente per quello che ha fatto, anche la violazione delle norme sull'immigrazione, sono fatti avvenuti nel 2015, ricorda La Verità. 49 persone furono trovate morte in questo barcone diretto a Lampedusa e questo fatto è l'ultimo di una serie di atti del capo dello Stato un pochettino in contrasto con la linea di Giorgia Meloni, che ricorderete proprio l'indomani della tragedia di Cutro, così la chiamavano i giornali, aveva urlato: cercheremo gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. Cioè l'hanno trovato e Mattarella l'ha liberato. Tra Quirinale e Palazzo Chigi, scrive ancora Caverzan sulla Verità, siamo alle divergenze parallele, dove il parallelismo è solo temporale, nel senso che l'inquilino del Colle più alto fa un uso sagace della tempistica per esprimere orientamenti opposti. Se il governo allenta le misure contro il Covid, interviene il presidente sottolineando che non bisogna cantare vittoria. Se Palazzo Chigi disegna la proposta del premierato forte, il capo dello Stato si presenta a sorpresa al Festival di Sanremo per applaudire Roberto Benigni, che inneggia l'intoccabilità della Costituzione più bella del mondo. Si potrebbe continuare senza dimenticare i silenzi del presidente quando si tratterebbe di difendere il governo dalle ingerenze delle procure o dagli attacchi di leader stranieri. Tutti insieme
silenzi, interventi a contrasto e ingerenze configurano nel comportamento proattivo del secondo mandato di Mattarella una sorta di semipresidenzialismo ibrido. Mentre infatti con il governo di Mario Draghi e prima con quello di Giuseppe Conte l'attivismo dell'arbitro del Quirinale era improntato a un accompagnamento accondiscendente da garante della maggioranza, ora l'agenda del Quirinale sembra quella del capo dell'opposizione, scrive La Verità. Qualche data: 21 dicembre 2023. Sono passate poche ore dall'intervento di Elon Musk ad Atreyu, che davanti alle alte cariche dello Stato invitate al Quirinale per gli auguri di Natale, Mattarella inaugura la sua personale battaglia contro il patrono di SpaceX, Starlink, Tesla. In quei giorni la tecnologia satellitare Starlink è candidata a implementare il nostro sistema delle comunicazioni e di difesa, ma Mattarella stigmatizza, senza citare Musk, oligarchi di diversa estrazione che si sfidano nell'esplorazione sottomarina, il virgolettato, in nuove missioni spaziali, nella messa a punto di costosissimi sistemi satellitari con implicazioni militari e nel controllo di piattaforma. Xi Jinping, l'avversario numero uno del nuovo presidente americano. Certamente la visita era programmata da tempo, forse nell'intento di riattivare la via della seta, e forse al Quirinale si scommetteva sulla vittoria di Kamala Harris, ma va. Nell'occasione la Fondazione Agnelli assegna a Prodi una cattedra di studi italiani presso l'Università Beida di Pechino, dove nell'annexio magistralis il capo dello Stato tiene un discorso franco, perché tra amici non ci devono essere veli, e incoraggia a intensificare il più possibile i già eccellenti rapporti tra Cina e Italia. Questi sono soltanto alcuni degli esempi, ragazzi miei, ma ad esempio c'è il 24 febbraio 2024, ricorderete, dopo gli scontri a Pisa tra attivisti pro-PAL che manifestano in un corteo non autorizzato, le forze di polizia che fanno ricorso all'uso dei manganelli, mamma mia, chi non se lo ricorda. L'ufficio stampa del Quirinale aveva diramato una telefonata del capo dello Stato al ministro dell'Interno Piantedosi, nel quale affermava il capo dello Stato che quei manganelli esprimono un fallimento e che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Una critica energica al ministro dell'Interno e una scelta di campo pro-PAL. Nei giorni a seguire si intensificarono infatti gli attacchi, Maurizio Landini in testa, alle forze dell'ordine e a quelli di governo. Ma signori, quello che vi sto leggendo è un esempio di come sia importante, quando si compra un quotidiano, e il Sammy Varin cerca sempre di convincervi ogni giorno a comprarne uno, poi non buttarlo, perché tra un articolo e l'altro ce ne sono alcuni che sono veramente potentissimi, magari all'inizio hanno una appeal minore rispetto alla notiziona del giorno, ma che con un po' di pazienza è un giornale, un quotidiano, ve lo leggete davvero in una settimana, perché le argomentazioni sono molte e fanno tutte quante arrabbiare. Questa del Presidente della Repubblica Mattarella, che si intromette e anche qualcosa di più su varie situazioni, e poi appunto questo sfocia nella pagina 10 del quotidiano La Verità, quando Adriano Scianca scrive: ormai lo ammettono apertamente, ma che delinquenti, gli scafisti sono eroi. E anche questa è una frasettina che abbiamo sentito da parecchi esponenti della sinistra. Chiaro che dopo che il Presidente della Repubblica ha graziato lo scafista, e che poi magari è vero, poverino, non aveva fatto assolutamente niente, sembra un po' strano però che non si sia accorto di questi 49 morti nella stiva, è chiaro che ci viene un po' spontaneo, dice: ma poverini questi scafisti, bisogna premiarli, e riguardatevi per Natale il film Io Capitano, e anche su YouTube, se vi guardate quello diventate lettori del PD in pochi minuti. È incredibile, signore, ho fatto fatica anch'io
anch'io a non trattenermi un certo sentimento di pena verso questi personaggi che vogliono riscattarsi da una vita troppo normale nei loro paesi, e chi vuole fare il rapper e chi vuole cambiare completamente vita, e voilà, corrono a prendere il barcone, senza dirlo chiaramente alla mamma e al papà, che se no gli farebbero un culo tanto, e vengono in Italia a fare i maranza, perché poi alla fine finisci in questo modo, capendo che qui in Italia i magistrati, i giudici sono dalla loro parte, e chi non farebbe il maranza fa il bello e il cattivo tempo, ma cosa te ne frega, tanto non ti puniscono. Ormai lo ammettono apertamente, ma che delinquenti, gli scaffisti sono eroi. La grazia del Colle al corresponsabile della strage di Ferragosto asseconda il refrain di moda: guidi un barcone? Che male c'è? E proprio su questo tra poco apriremo nuovamente i messaggi al 340 6709 659, ma come vi dicevo anche la possibilità di entrare in diretta chiamando a viva voce lo 02 9294 7222, visto questa giornata di Santo Stefano specialmente, che non era successo di solito, siamo in diretta su Radio Libertà. È bello anche avviare un dialogo con voi ascoltatori vecchi e nuovi, che vi fate sentire tra una mangiata e l'altra. Ci fermiamo, c'è la pausa meteo a Cerbis, ma c'è anche l'ultima canzone di Shard, S-H-A-R-D, lo sapete, nelle mie trasmissioni solo artisti sconosciuti, se sono famosi io non li trasmetto. Shard ha fatto con Ricky Portera, ha ricantato la storica canzone di Battiato intitolata La Cura, tra pochissimo su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica in ulteriore aumento sull'Italia, ma temperature in generale calo. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento su quasi tutto il centro-nord, con cieli spesso sereni, più nubi al sud, con delle piogge specie sulle zone ioniche. Nel pomeriggio residue precipitazioni quasi esclusivamente sulla Sardegna e sulle estreme regioni meridionali. Generale bel tempo sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030
68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao, sono Shard, saluto tutti gli amici in ascolto su Radio Libertà e con i miei migliori auguri per questo periodo natalizio ho il piacere di condividere con voi la mia reinterpretazione e pubblicazione con il featuring di Ricky Portera, La cura. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, da turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori dei tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo insieme le vie che portano l'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trave di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, che avrò cura di te.
Bella questa rievocazione della storica canzone di Franco Battiato, La cura ci ha pensato Shard, che è scritto S-H-A-R-D, con Ricky Portera. Appena rientrato dalla finalissima del premio Mia Martini, Shard è uscito con la sua pubblicazione numero 40 quest'anno, per dirvi praticamente ogni 15 giorni fa un pezzo nuovo, una miniera. Shard lo trovate facilmente su tutti gli store digitali e anche su YouTube. Buon Natale, buon Santo Stefano, perché sono le 8:38 del 26 dicembre 2025. Sammy Varin in diretta con voi con questa pigna di panettoni, però sono tutti scatoloni vuoti, li ricordo, ma ringrazio tutti voi, anche Natalia, i nostri registi, i nostri tecnici. Vi ringraziamo veramente del pensiero bellissimo che avete avuto per i tecnici, per la redazione, ma in generale per tra tutti coloro che frequentano questa radio, nata tanti anni fa come Radio Padania Libera, divenuta Radio RPL, ultimamente Radio Libertà, ma siamo sempre noi. Sapete cosa portiamo avanti, sapete che siamo ormai una radio che raggruppa gran parte del centrodestra e non soltanto, ma soprattutto raggruppa il vostro pensiero, la vostra opinione, la vostra tendenza, il vostro umore, e molto spesso questa tendenza la porta fino al governo. Molte vostre argomentazioni di queste settimane le avete trovate poi nelle scelte che la Lega ha portato fin su al governo e anche nei litigi, mettiamo tra virgolette, che ci sono stati all'interno del centrodestra su molti argomenti, come ad esempio la guerra in Ucraina o anche sulla manovra economica, sul caso delle pensioni. Tra poco vi passerò Claudio Borghi Aquilini, il suo ultimo intervento che ha fatto spiegando cose carine. Intanto però, certo, WhatsApp ne stanno arrivando a bizzeffe al 340 6709 659 in diretta al Santo Stefano, e quando vi ricapita fatevi avanti, chiaramente anche telefonando se volete in diretta allo 02 9294 7222. Semmi, pochi lo sanno, ma in pratica lo Stato italiano è semipresidenziale. Infatti, come spiegare le ingerenze dei presidenti a partire specialmente dal 92, mentre nessun governo o magistrato sia intervenuto per alto tradimento? Diciamo che Mattarella è il culmine della putritudine burocratica. Beh, ragazzi, noi ci ricordiamo anche di un certo Cossiga, che insomma qualche casino aveva provocato e molti lo volevano far fuori politicamente, of course. Chiaro che a me piaceva molto Cossiga, peccato si sia svegliato un po' tardi, però veramente. WhatsApp, Sammy, Giulio ti ha mollato la rassegna anche perché era stanco di alzarsi alle 5 del mattino, lo capisco anche io, certamente, minimo, però svegliarsi alle 5 secondo me ti dà una sensazione anche carina, riesci a fare tante cose, poi insomma non è che sto qua fino a sera, ecco, c'è il pro e c'è il contro. Sammy, hai notato che il 23 dicembre nel silenzio, no, questa l'ho già letta, anche questa l'ho letta, aspetta, i cristiani, Sammy, pochi lo sanno, allora, continuo, mi sto incartando, sto leggendo sempre gli stessi messaggi. Sai perché? Perché sto guardando la foto della bagna cauda in preparazione, o meglio, la tavola che si sta preparando. Stiamo preparando la bagna cauda in cascina. La cosa che più disturba dell'azione di Mattarella e C è che evidentemente hanno un progetto ma di cui non si palesa l'obiettivo. Caro Giovanni, la bagna cauda ti farà pensare ulteriormente. È chiaro che questo progettino un pochino l'abbiamo capito da qualcuno che gli dà i consigli a Mattarella e che diceva appunto che bisogna trovare come dare uno scossone a questo governo. Tra poco ne riparliamo. Intanto però, chiaro, buona bagna cauda a voi. Ho ricevuto un invito per i primi di febbraio per una bellissima bagna cauda sempre nel torinese, e naturalmente aspetto di saperne di più perché la pubblicizzeremo, è minimo. Papa Leone non basta più, semmai lo è stato pregare per una generica pace.
Ci sono colpevoli e meno a cui parlare chiaramente, anche come Chiesa, con assurdi disegni NATO ed europei. Basta appoggio a un guerrafondaio nazista corrotto di Zelensky che ci trascina nel baratro. La Chiesa parli chiaro o taccia come sempre, amica dell'Islam assassino, di cristiani nel mondo. E questo Papa, secondo alcuni, doveva fare chiarezza sulla vera Chiesa? Vedremo a giorni, ci scrive qualche ascoltatore. Oh, per essere Santo Stefano, ragazzi, siete belli pompati. Pompa il Santo Stefano. L'anomalia costituzionale di un capo dello Stato dal mandato di 14 anni, se fosse stata generata dalla destra, si sarebbe fermato l'intero paese in uno sciopero generale permanente, con ascesa in montagna contro la rinascita ufficiale del fascismo. Invece, come al solito, zitti, understatement, la solita doppia morale. Buona giornata, stoico lavoratore pure oggi per la nostra gioia. Grazie. Natalia, non ce l'aveva mai detto nessuno, siamo stoici lavoratori che approfittano anche del fatto che siete mezzi addormentati, Santo Stefano, eccetera, per picciu inficiarvi determinate posizioni politiche. Manca solo questa. Gino, questo è quello cattivo, eh? Gino è il pidino che odia comunque tutti quelli che come lui votano PD. Gli emiliani per me possono sguazzare nel fango, tanto questi sono dementi con il letame nel cervello, cazzi loro. Gino, ma ti devi far curare, guarda che davvero oggi lo psicologo, il tuo partito, il PD, te lo propone gratuitamente. Gino, curati, noi non dobbiamo augurare male a nessuno, lo fa già Zelensky con Putin e non mettiamoci come Zelensky a augurare la morte o a lasciarli marcire nel fango. Lo sai bene, lì votano PD perché sono obbligati a farlo, perché altrimenti pensano di perdere il lavoro, come si pensava in altre zone d'Italia poi passate al centrodestra che adesso lavorano più di prima, e ci mettono un po' a capirlo, ma lo capiranno. 0292947222. Ve l'avevo detto, chi vuole andare in diretta lo può fare. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ciao Sammy. Chi è là? Buon anno. Buon anno, buon Natale, la Raffaella. Sì. Che dici Raffa? Allora, per il quotidiano di Sicilia dice aiutate la nostra nazione, ma dice la nostra isola e noi passati della Lombardia. Tu sei sempre la solita secessionista, eh? Grazie Raffa, buon Natale, buon Santo Stefano. No, che cavolo, noi facciamo del nostro meglio, aiutiamo di qua, aiutiamo di là, eccetera, però non dimentichiamoci che la Lombardia è una delle regioni che ha il freno a mano più tirato possibile, immaginabile, dal fatto che debba sostenere il resto dell'Italia. Quindi ragazzi, il problema del nord l'abbiamo ritirato in ballo e vedo che anche la Lega sta recependo parecchio questa cosa. Grazie sicuramente a Massimiliano Romeo che l'abbiamo un po' risvegliato dandogli il compito, oltre di capogruppo al Senato della Lega, anche di capo della Lega Lombarda, signori, che non è una sciocchezzina, cioè un po' di anni fa, ai tempi di Umberto Bossi, il capo della Lega Lombarda era molto più importante del capo della Lega quasi, perché la Lega Lombarda, capito? E adesso vediamo, perché sapete, si vocifera che Luca Zaia, visto che in questo momento è libero da impegni particolari, potrebbe avere questo impegnettino di portare avanti la Lega, concentrandosi sul nord. Chiaramente sono notizie di stampa a cui noi non crediamo, però ve li diciamo perché siamo giornalisti. Tanti WhatsApp al 3406709659, anche Joe ci scrive: il presidente Mattarella, oltre a fare l'opposizione dell'attuale governo prendendo delle decisioni prive di buonsenso,
Non scordiamoci che proprio lui era ministro della difesa durante la guerra della Serbia-Kosovo. Questo benedetto signore, che avrebbe dovuto essere già in equiacenza, cioè in pensione, perché non li difese la Costituzione? Lì non difese la Costituzione, che ben riconosce il doppio mandato per il Presidente della Repubblica con la sinistra tutta. Non si scandalizza chissà come mai alla fine di questo discorso. Volevo aggiungere che questo signore ci costa la bellezza di oltre 4 con un fracco di zeri, che vorrà dire 40 milioni di euro per fare le solite cerimoniosità. E caro Gio, non è chiaro bene il tuo messaggio, però un pochino l'abbiamo capito, la situazione capito? E quindi è così la faccenda, no? Lorenzo da Como, ciao Sammy, e si è sorpresa nel discorso. Eccolo lì, io me l'ero completamente dimenticato, ragazzi, ma oggi è il 26 e tra poco c'è il discorso di fine anno di Mattarella. No, cazzo, me ne ero completamente cancellato. E si è sorpresa nel discorso di fine anno il nostro presidente annunciasse le proprie dimissioni, sarebbe forse una delle scelte più azzeccate e apprezzate del suo mandato. Buon Santo Stefano, Brasi, ci mettiamo qui a fare il trenino? No, assolutamente, anche perché poi ne dovremmo nominare un altro e sapete che qualche problemino nel nominare il Presidente della Repubblica, anche solo nominarlo, qualcuno ce l'ha, e ti immagini chi cavolo nominiamo? Io qualche nome ce l'avrei, voi ce l'avete? Scrivetemelo, dai, 340 6709 659, oppure chiamatemi direttamente con la vostra voce al numero fisso 02 9294 7222. Non credo che Mattarella abbia bisogno di consigli, è perfido di natura, catto stalinista. Oh signor, che cattivi, oh signor. Putin, che è uno che se la prende se gli auguri la morte. Cosa vuoi, che non vada avanti con la guerra? Il comico forse non vuole la pace perché poi non arrivano più soldi. E anche questi giorni ne sono girate di vignette con noi che diamo tanti soldi a Zelensky per cessi d'oro, eccetera, eccetera. Chiaro che non sempre è così, abbiamo tanta pena naturalmente per la popolazione ucraina e soprattutto perché alla fine è un popolo gnucco, e si dice così, gnucco significa duro, e pare insomma che anche lo stesso popolo non voglia mollare. A noi ci arrivano queste notizie che anche il popolo non vuole mollare. Chiaro che in certe zone dove si parla il russo normalmente da sempre, quelle zone forse sarebbe il caso di mollarle e decidere, come si fece ai tempi alla fine della guerra mondiale, quando dovettimo cedere, abbiamo dovuto cedere delle terre a cui eravamo molto attaccate agli amici di Tito, e quindi gli italiani hanno dovuto abbandonare queste terre e arrivare da Trieste in altre zone d'Italia, dove naturalmente gli hanno dato dei fascisti, gli hanno sputato addosso gli amici di sinistra, eccetera, eccetera. Dovremmo fare forse una cosa del genere? Punto di domanda. 0292947222. Io sento le vostre voci. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Uela. Ciao Sammy. Buon Natale, te l'ho già detto. Grazie. Buon tutto. Buon tutto anche a te. Sulle figure del Presidente della Repubblica, visto questa mattina forse abbiamo qualche minuto in più. Sì. Io mi ricordo di Cossiga, che tu dicevi sì, ci è piaciuto alla fine, ma io ti vorrei segnalarti che io ho letto un bel libro di Miglio, nel quale, a seguito del discorso di Bossi ad Assago, nel quale spingeva moltissimo sulla secessione, lui, Cossiga, molto amico di Miglio, lo chiamò e Miglio stesso ne riferisce le parole. Disse: di a quello stronzo di Bossi che se va avanti con questa menata gli faccio trovare la macchina piena di droga e lo rovino per tutta la vita. Parole di Miglio scritte sul suo libro, per citare Cossiga, che figura era. È vero, picconatore alla fine del suo mandato, ma tutto il resto del mandato è stato come gli altri. Napolitano,
con il suo amico Draghi, che inviò la letterina, che fu alla fine un golpe, per destituire Berlusconi. Ci ricordiamo i sorrisini della culona e del carcerato, Merkel, Sarkozy, sorridevano, e Napolitano ne aveva fatto, e Napolitano tra l'altro nella celebrazione nel caso della morte in Parlamento fu, come dire, questa cosa non fu mai evidenziata, un parlamentare che si alzasse a dire Napolitano è stato un golpista. Veniamo a Mattarella, fermo restando che io per la figura del Presidente della Repubblica ho profondo rispetto, ma poi c'è la figura del Presidente della Repubblica e c'è la figura umana che lo rappresenta. Mattarella è un monarca, sono 14 anni che scassa la guardia, che qualsiasi cosa succeda. Poi esce il libro di Palamara, nel quale c'è scritto qualsiasi cosa sulla magistratura, e lui, che è il capo della magistratura italiana, nulla fa e nulla dice. Ma qui siamo proprio nel paradosso più assoluto. E questo per il Presidente della Repubblica. Un'altra cosina che a me, tu parlavi della Lombardia, io vivo a Bergamo. La Lombardia ha 58 miliardi di euro di residuo fiscale conclamato, questo è. Noi residenti lombardi, paghiamo l'IRPEF regionale, l'IRPEF comunale, il bollo della macchina. Noi abbiamo visto che in occasione della campagna elettorale regionale in Campania ci fu chi propose il reddito regionale, un reddito, cioè soldi buttati. Allora, ma perché la Lombardia, con la sua autonomia, con la sua possibilità di leggere l'imposta per esempio del bollo auto, che è un'imposta regionale, dice noi abbiamo 58 miliardi nel cassetto, decidiamo 2 miliardi, 3 miliardi, non so quanto valga, i residenti in Lombardia non pagano il bollo auto. L'IRPEF, che oggi la riduciamo del 50%. Abbiamo il cassetto pieno di soldi, perché dobbiamo lasciarli lì? Li diamo ai lombardi. Cioè, questa cosa qui sarebbe talmente semplice e talmente, come dirti, una spinta verso l'autonomia anche delle altre regioni, incredibile. Quindi questo mi fa pensare che le parole sono facili da buttare al vento, ma la concretezza è la cosa più importante. Tu pensi che se abolissimo il bollo auto in Lombardia non sarebbe un segnale incredibile per tutti gli altri? Cazzo, l'hanno fatto loro, porca trota, facciamolo anche noi. E quindi si spingerebbe sull'autonomia. Ho parlato un po' troppo. Ciao sempre. Grazie, no, ti abbiamo ascoltato volentieri, birriccone di un ascoltatore, e certo noi accogliamo queste vostre proposte, anche perché il bollo auto è una tassa regionale che potremmo abolire. Diciamo che chi lo fa con l'automatismo su internet risparmia già il 20%, questa è già una cosa che da un po' di anni accade. Ci fermiamo, certo, c'è il Qui Parlamento e signori vi pongo all'attenzione la storica chiacchierata di Claudio Borghi Aquilini in aula l'altro giorno, da ascoltare una decina di minuti, ma da ascoltare bene. Poi ci risentiamo con la bella canzone Buon Natale anche a te del compianto Paolo Benvenu con il piccolo coro dell'Antoniano e poi chiaramente riapriamo le linee. Restate lì. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, cerco per quanto possibile di toccare alcuni punti che sono stati trattati durante la discussione generale e dove ho rilevato, secondo me, mia opinione, alcune lievi imprecisioni. Alcune lievi imprecisioni che però, come dire, si possono trattare o non dico smentire, però insomma diciamo che i numeri di solito hanno la testa dura, come si dice, no? Cioè io posso probabilmente avere delle opinioni diverse su come possono essere utilizzati, ma alla fine i numeri sono quelli. E noto, poi magari qualcuno mi correggerà, che un refrain degli anni scorsi che era legato a ma non mettete i soldi sulla sanità, finalmente mi pare che taccia, perché
partendo dalla cifra più grande, abbiamo quasi 8 miliardi in 3 anni in più sul fondo della sanità. E questo, guardate, quando io studiavo economia aziendale, quindi bilancio, una delle cose che mi dicevano era: il bilancio è un aspetto un po' filosofico, no? Cioè, ci sono certe poste che possono essere valutate in modo diverso e simili, però una delle cose vi suggerisco quando affrontate un bilancio: cominciate dalle cifre grandi. Prendete le cifre grandi, poi dopo andate a scendere e magari capite quantomeno bene di che diamine si sta parlando. Cominciamo dalla cifra più grande di tutti, che è, guarda caso, proprio la sanità. L'unico, diciamo, ricordo di cose passate è stato: ma in rapporto al PIL. Ma questa veramente, io la sento spesso, sta storia che il fondo sanitario deve essere in rapporto al PIL, ma è una cosa che faccio fatica a comprendere. Ma scusate, ma se il PIL sale, cos'è? Ci ammaliamo di più? Io non capisco, veramente è una cosa che non capisco. Cioè, noi abbiamo un'economia che cresce, perché tutti diventiamo più ricchi, fortunatamente, e improvvisamente, dato che siamo più ricchi, non so, ci viene il colesterolo, diventiamo obesi, quindi andiamo più in ospedale. È il contrario, cioè è quando cala il PIL, è quando le politiche tipo quelle che avevano imposto alla Grecia avevano portato i bambini a morire, che serve più spesa sanitaria. Invece no, è proprio il contrario, quando scende il PIL che ci vuole più aiuto dello Stato come assistenza sanitaria. Invece quello che conta è quante risorse si mettono, e in questo caso, in questa legge, si mettono, ripeto, quasi 8 miliardi in 3 anni, che è la risposta migliore ai tagli fatti da Renzi, fatti da Gentiloni, fatti da tutti questi governi. Perché i numeri non mentono, sono lì, non ha tagliato un altro, ha tagliato Renzi, ha tagliato Gentiloni, ha tagliato Monti. Questi sono stati i governi che hanno tagliato. Ecco, qui si mette 8 miliardi in più nel fondo sanitario. Altra cosa, scendiamo sempre verso i numeri grandi, 3 miliardi e mezzo dei fondi per le imprese. Senatrice Fregolent, grazie. 3 miliardi e mezzo trovati per le imprese, e tutti dicevano: ecco, manca l'aiuto per le imprese, vengono abbandonate le imprese. Io credo che le imprese avranno di che essere molto soddisfatte per la loro quota che hanno avuto di questa legge di bilancio, perché troveranno poi, ripeto, ognuno, tante volte i provvedimenti sono stati guidati dall'impresa stessa, e quindi cerchiamo per quanto possibile, in un rapporto di fruttuoso dialogo, di venirci incontro. Non si sarà mai contenti, perché ovviamente il mondo delle imprese non è mai uguale, qualcuno sarà più contento, qualcuno meno, ma dal punto di vista dell'impegno 3 miliardi e mezzo credo che sia una cifra assolutamente rilevante. E il taglio IRPEF, che tutti hanno detto da parte dell'opposizione, ma pochi centesimi di qui, però vale 3 miliardi, cioè sono 3 miliardi in più che rimangono nelle tasche dei cittadini italiani. E quindi, per carità, uno potrà dire sempre che si può fare di più, ma quando venivano tagliate quando venivano tagliati gli stipendi e venivano aumentate le tasse per il ceto medio dicendo che erano ricchi, perché di solito succedeva così con i governi di centrosinistra: quando uno aveva 50.000 euro di reddito era uno sporco ricco da inseguire. Ecco, in questo caso invece noi vogliamo riconoscere una cosa banale, che di solito chi dichiara 50.000 euro all'anno non è un ricco, è di solito un fedele contribuente, perché dichiara 50.000 euro, scusate, magari, che dichiara 50.000 euro all'anno, e di solito è un lavoratore dipendente che quindi dichiara con la massima volontà di lavorare e di portare avanti il paese, dichiara quella cifra e normalmente era additato come ricco. Ecco, noi invece cerchiamo con questa legge di venirgli un po' incontro, e penso che non sia sbagliato. E dove sono le fonti di questi denari che vanno in queste 3 direzioni, soprattutto per questa legge di bilancio? Beh, soprattutto da banche e assicurazioni, una cosa che voi non avete mai avuto il coraggio di fare. Cioè, qui stiamo parlando di 12,2 miliardi in 3 anni che vengono fornite soprattutto
dal settore delle banche e delle assicurazioni, ma non perché noi odiamo le banche e le assicurazioni, noi amiamo le banche e le assicurazioni, semplicemente riconosciamo che c'è stato un periodo particolarmente favorevole per i loro profitti, perché se parliamo di 50 miliardi all'incirca all'anno in questi ultimi anni, capite bene che probabilmente a fronte di un settore che non solo fa questi enormi utili, ma dall'altra parte neanche però assume, perché di solito un settore quando è in crescita, quando fa grandi utili, assume tanta gente e allora lo si lascia andare. No, qui invece è il contrario, ci sono tanti utili e a fronte invece abbiamo un calo dell'occupazione, perché ci si sta spostando verso un modello sempre più simile a quello di un'app. Ma allora cosa deve fare il governo se non deve intervenire in una situazione del genere? Cioè dobbiamo lasciare che gli utili arrivino a 100 miliardi e l'occupazione arrivi a zero? Io penso che invece quello che è stato fatto sia una cosa minimamente, dal mio punto di vista si sarebbe potuto persino incidere di più, ma è ovvio che ci devono essere degli equilibri e anche le banche fanno parte del sistema produttivo e poi incidendo in modo eccessivo poi ci sarebbe stato magari qualche ripercussione sul credito. Quindi dal punto di vista di quello che si poteva fare credo che sia stato fatto oggettivamente con una proporzione assolutamente corretta. Per quanto riguarda le pensioni, le pensioni sì, certo, c'è stato uno scontro, c'è stato un intervento, ma questo semplicemente perché, guardate, quelle coperture che c'erano sulle pensioni non erano delle coperture effettive, cioè non è che l'anno prossimo ci sarebbe stato un prelievo sulle pensioni oppure sarebbe saltato il riscatto della laurea, erano delle poste messe in un lontano futuro, no? Con l'intento, peraltro dichiarato in aula dalla Camera del Ministro, di cancellarle. L'unica cosa che è stata fatta, e qui arriva forse la sensibilità del Parlamento e dovreste esserne fieri tutti rispetto al governo, perché il governo sono due lavori diversi, il governo magari sente Dombrovskis, il Parlamento sente il signor Rossi, ecco, anche parlando, e sono due cose che sono utili tutte e due, da una parte l'interlocuzione sui massimi sistemi, dall'altra parte il contatto con la gente. E parlando del contatto con la gente, anche una posta tecnica è difficile da spiegare e quindi dal nostro punto di vista era necessario dare un segnale che le loro pensioni erano al sicuro. Per questo è stata fatta questo intervento e alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Per quello che riguarda infine una cosa che ovviamente mi sta a cuore, che è l'oro. Io ho sentito anche qui delle lievi imprecisioni e il fatto che ci siano delle lievi imprecisioni sulla terza riserva aurea al mondo capisce quanta necessità c'era di un intervento legislativo su questa cosa, perché io ho sentito l'oro è della BCE, l'oro è dello Stato ma non si può vendere, ma ragazzi, ma specialmente chi ha detto l'oro è della BCE, ma fate una prova, andate in Germania e dite ai tedeschi che il loro oro è della BCE, non è della Bundesbank. Vediamo che cosa vi rispondono. Ma andate in Francia. Senatore Manca, grazie. Andate a dirgli che l'oro in realtà è della BCE e non è del popolo francese. Quindi c'era un'anomalia e vorrei ricordare una cosa sempre per capire come funziona. Quando la BCE è nata, tutti i paesi dell'Eurozona hanno conferito dell'oro per far nascere la BCE. Noi ne abbiamo conferito 140 miliardi. La Germania è più grande, ne ha conferite circa 200. Gli altri paesi sono più piccoli, ne hanno conferite di meno, fino a che non arriverà la Lituania di Dombrovskis che avrà conferito alcune catenine. Il punto però che cos'è? Che questo è quello che abbiamo conferito, punto, il resto è nostro, questo dovrebbe essere chiaro, perché se no altrimenti si avrebbe il paradosso che... Senatrice Fregolen, non ha detto che è nostro, non ha detto una bestemmia, prego. No, sto dicendo la pura verità, perché altrimenti si avrebbe il paradosso che noi, che grazie al lavoro dei nostri padri e dei nostri nonni abbiamo la terza riserva aurea del mondo, ci troveremmo a garantire, per esempio per la Spagna, che dietro un altro leader di sinistra come Zapatero su oro l'ha venduto tutto e quindi loro non hanno neanche più un bottone di oro. Noi abbiamo la terza riserva aurea, secondo questi geni qua della sinistra noi dovremmo garantire per tutti, ma è una follia. Meno male che è intervenuto Malan, con questa proposta che riprende la mia proposta di legge del 2018
per mettere un punto fermo. E questa cosa, vi assicuro, avrà un'importanza fondamentale. Vedrete in futuro quando... E io ci tengo anche a lasciare... Attenzione, grazie, lasciate che faccia delle previsioni anche il senatore Borghi, perché potete... No, ha detto avrà un'importanza, magari ha ragione, prego. Grazie Presidente, ho tenuto anche oggi a specificare che il fatto che la volontà del legislatore è che l'oro sia dello Stato, del popolo italiano, è chiaramente quella di questa legge, perché so che questo verbale verrà guardato in futuro e vedete voi, quindi vedrete se non sarà così. E la volontà del legislatore è esattamente... Prego, ma senatrice, ma perché non mi pare che ci sia da arrabbiarsi? Ha detto vedrete che verrà visto, può darsi sì, può darsi no, lasciamolo parlare. Non stiamo facendo nessuna anomalia. C'è da arrabbiarsi. Tutta Europa, la stessa Europa che voi prendete come modello, le banche centrali detengono e gestiscono... Borghi, si rivolga a me però, grazie. Vabbè, questa dell'oro l'abbiamo capito, ci avviamo a concludere. Ma io guarda, concludo anche subito, perché secondo me noi qui abbiamo fatto, date le condizioni e dato il saldo finale, che come è stato ricordato è la cosa più dal collega Garavaglia, la cosa più importante, è stato fatto un ottimo lavoro. Ed è stato fatto un ottimo lavoro anche dal Parlamento, perché per una volta questa legge è stata chiaramente migliorata dal lavoro parlamentare e dovremmo esserne fieri tutti. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buon Natale anche per te, anche quando non c'è e la neve non scende dal cielo. Sia la pace, gioia, amore, anche quando piove, ogni notte sorpresa e stupore. Magica notte Natale, magica notte di mille colori, di mille emozioni. Buon Natale a tutto il mondo, semplice e profondo, è un augurio per tutti i bambini, agli adulti ed ai piccini, persino agli uccellini, alle piante, al cielo ed al mare. Magica notte Natale, magica notte, sorpresa e stupore. Magica notte Natale, magica notte di mille colori, di pace, di amore, di fiori infiniti che vincono la guerra, e come un giro tondo tutti giù per terra. Buon Natale anche per te, anche se non hai niente, hai l'amore di tutti noi.
sia la pace, gioia, amore, anche quando piove, ogni notte sorpresa e Che dolce, che dolce, buon Natale anche a te, si intitola la canzone postuma di Paolo Benvenu con il piccolo coro dell'Antoniano e Zecchino d'Oro, un inedito pubblicato dopo la prematura scomparsa di questo artista, sempre osannato dalla critica, sempre sull'orlo del successo commerciale, senza però mai raggiungerlo, era noto solo agli addetti ai lavori. Buongiorno, buon Santo Stefano, sono Sammy Varin, ma ci sono, dove sono? Aspetta che, ecco, no, salto fuori, compaio dietro. Chi ci guarda in radiovisione vede una pila di scatoloni vuoti di panettoni. Eccomi, sono qui, mi vedete? Per dirvi che il Natale è passato, c'ho la faccia che è un panettone in questo momento. Il Natale è passato, siamo in diretta a Santo Stefano, ma noi vi ringraziamo davvero dei tanti piccoli e grandi pensierini che state avendo in questi giorni di Natale verso Radio Libertà. Chi ci è venuto a salutare, chi ci ha portato un regalino, chi è andato sul sito radiolibertà.net, ha cliccato Dona Ora e ha sostenuto Radio Libertà con una piccola donazione anche di soli 5 euro, signori, per aiutare Radio Libertà. È chiaro che attraverso il conto corrente postale 37671294, 37671294, potete andare in posta appena riaprono le poste, farvi la coda col marocchino, prendere uno di quei moduli bianchi e scriverci il numero del conto corrente postale 37671294 e poi la cifra, anche fossero soltanto quei 5 euro, signori, che sono una sciocchezza, ma voi siete in tantissimi e ci potete dare veramente una grande mano a sistemare un po' le pezze al culo che abbiamo da quando siamo nati, ai tempi di Radio Padania Libera, già ve lo dicevo, e adesso più che mai con computer che si bloccano, server che non servono, e capisci, c'è molto da lavorare e noi per fortuna abbiamo un esercito di ascoltatori come voi che ci date una mano. A proposito di esercito, c'è anche qualcuno che sceglie di fare pubblicità su Radio Libertà e al venerdì a quest'ora diamo la parola anche ad Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
E noi naturalmente ringraziamo Alberto Acerbis, ma soprattutto tutti voi che avete approfittato di queste offerte anche per fare tanti piccoli e grandi regalini di Natale telefonando allo 030 68 40 408 e ordinando le cose più buone e naturali. È chiaro che siete in tempo per la Befana, ad esempio, o comunque per qualche anniversario e piccolo compleanno dei primi mesi dell'anno. Approfittatene perché ad esempio lo sciroppo Bronco Free, ragazzi, quello alla bava di lumaca è buonissimo. Sono qui tutto bavoso, ma mi è passata la tosse, te lo giuro. Sono le 9:18, siamo in diretta a Santo Stefano. Che fate, non mi chiamate? 0292947222. Sammy Varin è in diretta. Non c'è una vera e propria rassegna stampa, ma stiamo sbirciando le ultime notizie, gli approfondimenti. Abbiamo parlato male del Presidente della Repubblica. Cos'altro volete, ragazzi miei? Siamo una radio sovversiva, vedo già i gendarmi che scendono dalle scale. Chiamatemi e ditemi ciao prima che ci spengano la corrente. 0292947222 per entrare in diretta, ma naturalmente anche tramite WhatsApp il 340 67 09 659 è sempre a vostra disposizione. Veramente conosco degli ucraini che la pensano diversamente, tipo i più di 12.000 disertori, scrive Marco. Sì, vi dicevo che sono un po' gnucchi gli ucraini e non vogliono mollare queste terre. Sì, dipende poi quali terre, e quelle più russofone, come ti dicevo, parlano russo ormai da anni e anni e anni, ed è una delle motivazioni per cui la Russia dice quella è roba mia. Chiaro che vorrebbe dire arrendersi al più forte, chiaro che staremo a vedere, perché lo sapete, tra pochi giorni bisogna votare anche il nuovo versamento, diciamo così, soldifero e non soltanto all'Ucraina. Giorgio da Cabras ringrazia per il video con gli auguri, e certo l'abbiamo spedito a tanti, magari qualcuno di voi è rimasto senza. Se volete il video con gli auguri di Radio Libertà, scriveteci un WhatsApp al 340 6709 659, ve lo invio subito. Io saluto Giorgio da Cabras, ma anche la bellissima Sardegna, che sembra incredibile ma è ben collegata con Radio Libertà, a parte internet, ma sulla banda DAB della radio si sente da Dio in gran parte della Sardegna. Borghi è un grande come sempre, vero? Avete sentito prima, ragazzi, Claudio Borghi Aquilini. Se siete un po' minimamente internetari dovete cercarlo su Instagram, su Facebook, perché fa sempre delle dirette eccezionali e le fa anche qua su queste frequenze il martedì sera. È chiaro, spiega le cose e soprattutto, diciamo, è uno dei coraggiosi che ha fatto capire che su molti argomenti, insomma, non siamo proprio d'accordo con quello che sta facendo il governo e il centrodestra. Sammy, ci vorrebbero più Claudio Borghi in quel manicomio di Parlamento al posto di Sinistra 5 Stelle. Lo so, però si chiama democrazia e giustamente è giusto che sia così. Il sito del Corriere aperto con la notizia, che è un po' la notizia del giorno, e un pochino ci fa piacere, anche quando ci sono i morti non è mai un piacere. Però cosa è successo? Trump ha attaccato i terroristi dell'ISIS in Nigeria proprio la notte di Natale. Perché? Perché hanno ucciso troppi cristiani, e questa è una cosa di cui parlavano solo alcuni quotidiani di centrodestra in questi ultimi mesi, mentre la sinistra si girava dall'altra parte. L'annuncio del presidente statunitense sui social network pare che abbiano colpito con attacchi perfetti. Noi ci auguriamo soltanto questa cosa, che abbiano soltanto ammazzato terroristi cattivi. Siamo sempre sul Corriere, oltre a fare del terrorismo dicendomi dimmi quanti anni hai e ti dirò quando vai in pensione. E mi fa piangere il giorno di Santo Stefano il sito del Corriere, capisci? Non andate sul sito del Corriere. Si parla di meteo, certo, resta l'allerta rossa sui fiumi in Emilia Romagna, ma da oggi
torna il bel tempo in tutta Italia. E in effetti io dopo voglio leggervi anche qualche appuntamento interessante per queste ore del post Natale, per chi giustamente non si vuole risiedere a tavola per ore e ore. Ci sono tanti presepi in giro per l'Italia, molti anche viventi, alcuni anche mangianti, nel senso che mentre giri il presepe vivente ti danno pure da mangiare. Ragazzi, penso che sia al massimo. Vi darò qualche idea. Intanto però, dopo il passaggio del ciclone di Natale, restano sotto osservazione i fiumi della pianura padana, soprattutto in Emilia Romagna, e noi diamo naturalmente un abbraccio a tutti coloro che purtroppo hanno dovuto chiudere tutto e andarsene di casa la notte di Natale per la paura che si allagasse di nuovo. C'è una chiamata allo 0292947222. Sentiamola. Pronto? Ciao Sammy, buongiorno, Quella. sono Antonella. Volevo farti... Guarda, ho acceso la radio, ma non pensavo davvero che fossi in diretta. Poi... Anch'io, ma in realtà mi sono non sono appena in diretta, non siamo in diretta. No? No, è Grazie registrato. mille, comunque, no, dai, non è vero. Grazie che fai un po' di compagnia anche in questo Ma giorno. niente. Molto molto importante per noi cristiani, perché è il giorno del protomartire Santo Stefano. Allora, se mi dai qualche minutino, ho due cose che volevo dirti. Vai. Allora, tu sai che io sono sempre molto critica nei confronti di questo governo, della Lega, del mainstream, dei giornalisti, di tutto questo sistema che è stato messo su ormai da tanti anni. Non parliamo di quello che c'è a Roma. Allora, vedi che lo zio Grande, come al solito, con questa rappresaglia, con questa battaglia che ha fatto, questa questa giustizia che ha fatto durante la notte di Natale, sta portando avanti quello che è il cambiamento mondiale e che ormai nel 2025 ha preso ormai il lancio, e che porterà i suoi frutti, cioè si manifesterà, perché ormai è tutto già accaduto, deve solo essere manifestato piano piano al mondo, alle persone, in questo 2026, che sarà un anno di cambiamenti, ne vedremo davvero delle belle, ma le abbiamo già viste, perché sono cose che ormai sono successe, è un processo che non è più arrestabile, e quindi andrà avanti e ci accorgeremo, tanta gente che non ci sarà più, tanti dei nostri politici. Hai visto i politici venduti dell'Unione Europea che non possono entrare più negli Stati Uniti, e tanti politici anche della Gran Bretagna venduti al satanismo, al deep state, non possono più mettere piede in Gran Bretagna, negli Stati Uniti. Questa è una cosa, è una bomba praticamente, perché è un evento particolarissimo. Ma io volevo parlare soprattutto di questa storia che è successa prima di Natale, di questo signorini con corona. Allora, ci ricordiamo tutti che qualche mese fa qualcuno aveva detto, il consigliere aveva detto che il Colle, come da prassi, come è successo tante altre volte, voleva sovvertire questo governo, mettere un bel governetto tecnico, come è stato fatto in passato. Non è più possibile, perché, come ti dicevo prima, è tutto già stabilito, e gli zii grandi, Putin e Trump, non lo permettono. Allora, cosa è successo? Marina Berlusconi, secondo me, Marina Berlusconi era pronta a entrare nel governo, cioè far cadere Forza Italia faceva cadere il governo. Il signore coi capelli bianchi metteva lì un bel governetto tecnico, diciamo, supportato da Forza Italia con Marina Berlusconi, il PD e chi poi i vari frattagli, 5 Stelle, chi ci voleva stare. È saltato anche questo, perché, come ti dicevo, il piano ormai sta andando avanti, ed è saltato perché una persona come Corona, come Signorini, eccetera, hanno sputtanato, scusami se te lo dico, hanno messo il bastone fra le ruote, facendo capire quello che c'è in Mediaset, che ormai sappiamo tutti. Però guarda caso,
è venuto fuori proprio in questi giorni, ok? Quindi Marina Berlusconi sta lì bella tranquilla, il colpo di Stato non è andato avanti perché qualcuno non l'ha voluto, e sappiamo chi, lo zio grande d'America, e quindi anche qui è andato a ramengo sono andati a ramengo tutti i loro piani, ok? Il governo tecnico non si fa, perché questo governo, che è della Meloni, ma ci poteva essere anche Topo Gigio a governare in Italia, è portato avanti dal nuovo mondo che sta venendo avanti, dal nuovo mondo di Trump e di Putin e dei paesi BRICS, ed è un processo inarrestabile. Loro fanno quello che lo zio grande d'America vuole che facciano, per cui stiamo tranquilli, votate anche questa finto aiuto all'Ucraina, che daremo, non so, i generatori, cos'è che gli danno, ma ormai è tutto stabilito, la guerra è finita perché Trump e Putin la vogliono far finire. Questo nuovo mondo non darà più spazio alle guerre, infatti vedi adesso cosa succede anche lì con la Nigeria, quindi ci aspetta davvero un anno scoppiettante. Io sono sicuramente, non per tutti, perché tanti politici venduti, tanta gente che gli gira intorno a questi politici, sparisce, ok? Quindi questo è il mio pensiero, non sono una maga, non ho delle previsioni, ma io sono sicura che quello che ci aspetta è il cambiamento totale, perché è già successo, deve solo essere manifestato. Grazie mille, Sammy, ti faccio tanti auguri di buon anno se non ti sento. Grazie. E un saluto a tutti, grazie mille, buon Santo Stefano. Grazie, Ciao. grazie. Abbiamo trasmesso l'angolo del gomblotista, però giustamente molte volte ci si azzecca pure. In effetti in questo momento, signori, sta uscendo l'agenzia di stampa e i colleghi ci stanno sentendo. Lo stesso Zelensky pare che abbia sentito la nostra gomblotista e dice: nuove idee per la vera pace, molto può essere deciso prima di Capodanno e prestissimo incontrerà Donald Trump, signori. Vedete, l'angolo del gomblotista ci ha portato delle buone idee, sta per accadere qualcosa e quel qualcosa magari è anche il miracolo che volevamo, trasmettendo quasi ogni mezz'ora un pezzo natalizio, una nenia di Natale in queste settimane. Sammy Varin non le fa mancare nella mia trasmissione. Chissà mai che arriviamo davvero a una tregua in questa guerra. Nel frattempo, lo ricordiamo, Trump ha bombardato i terroristi dell'ISIS in Nigeria, ma quelli erano cattivi e uccidevano i cristiani, o no? Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto, signori. C'è l'editoriale di Giovanni Sallusti, il nostro direttore, tra pochissimo, ma poi il tempo di una canzone, torneremo magicamente in onda. Oggi è Santo Stefano, una giornata di festa. Noi festeggiamo con voi ancora fino alle 10:30 con le vostre telefonate in diretta e con alcuni ospiti. Poi alle 10:30 arriverà il collega Antonino Danna. Non vi lasciamo da soli. Per il momento restate lì, pochi minuti e arriva Giovanni Sallusti. Avete ascoltato la